Lo diceva già profeticamente Don Tonino Bello: la pace è convivialità delle differenze. Una riflessione che accompagnerà Santa Margherita Ligure sino alla primavera del 2018 con il percorso sul tema Diversi. Questo nuovo cammino ha il desiderio di imparare ad interagire con chi è diverso da noi. Chi coinvolgerà? Sono coinvolte le parrocchie, in particolare l'oratorio, quindi il mondo dei ragazzi, ma anche dei loro genitori, e la scuola, l'Istituto Comprensivo di Santa Margherita Ligure, e poi godiamo del contributo del Comune che apprezza e valorizza un po' questi nostri percorsi. Incontro dopo incontro gli studenti produrranno degli elaborati. I migliori 6, 3 delle medie e 3 delle elementari, vinceranno un viaggio diverso da Recanati a Barbiana, sulle orme di Leopardi e Don Milani, in programma dal 29 aprile al 2 maggio 2018. Il concorso si snoda attraverso i numerosi appuntamenti in calendario, suddivisi in 3 sezioni. Siamo partiti dai talenti diversi e Vittorio Podestà, in questo senso, l'atleta paraolimpico, sarà un insegnamento enorme per noi. Poi si passa alla diversità di pensiero e quindi diversità per motivi culturali, religiosi, di provenienza, e si arriva fino alla diversità dettata dalle diverse scelte di vita, e qui si parlerà di Peppino Impastato e si arriverà a Don Lorenzo Milani, e porteremo i ragazzi al faro di Portofino per educare a uno sguardo diverso. Si parte domani sera 22 novembre alle ore 21 nell'auditorium della Basilica di Santa Margherita. Suor Paola Gheorghesei, originaria della Romania, porterà la sua testimonianza di volontaria del centro di accoglienza dei migranti di Lampedusa. Verrà a portare la sua testimonianza e forse anche aiutarci a vivere un po' la prima giornata mondiale dei poveri che Papa Francesco ci ha chiesto di vivere. Certamente lei porterà il punto di vista di tanti poveri che approdano su quell'isola.